Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Prima che cominci tutto quanto, ci tengo a ricordarvi una cosa, che purtroppo domani la partita molto probabilmente non me la riuscirò a vedere, o magari la vedrò male perché purtroppo domenica alle 3 sarò al lavoro, quindi mi porterò comunque il tablet per guardare la partita, cercherò di fare quanto più possibile, però il video ovviamente non uscirà nell'immediato finire della partita. Proverò a recuperarmela la sera quando torno a casa, mi recupererò magari gli spezzoni, gli highlights e cercherò di farvi uscire un video con quelle che sono le mie sensazioni, oppure proverò a parlare di quello che sono riuscito a vedere mentre lavoravo. Però è chiaro che alle 5 il video non può uscire e uscirà inevitabilmente la sera. Magari lo registro in macchina mentre torno a casa, non lo so. Poi vediamo, però non uscirà subito. Vi volevo avvertire di questo che mi sembra anche molto importante come argomento, visto il momento che stiamo vivendo. Ovviamente mi auguro che questo mio non vedere la partita possa comunque portare bene e che quindi si esca da Empoli con una vittoria, però c'è un argomento da affrontare prima ed è la conferenza stampa di Ranieri. Alcuni di voi mi hanno detto di continuarla a portare come format e io dico perché no? Perché no? Non, devo dire, non è un qualcosa che mi entusiasma perché ritengo le conferenze stampa un po' banalotte, specialmente se fatte a ripetizioni per 38 volte nell'arco di una stagione più Coppa Italia e quant'altro, però ogni tanto ci sta a farle. Però se lo volete far diventare un format mi adeguo alle vostre esigenze e va bene così. Comunque si comincia con una domanda sugli infortuni di Pavoletti che dice: l'infortunio di Pavoletti e Petagna, tra l'altro non sapevo si fosse infortunato, non sapevo che Petagna si fosse infortunato, quanto sono importanti in un momento come questo, e fa questa domanda specialmente su Pavoletti alludendo a come lui fosse l'uomo del gol in zona Cesarini. E il mister risponde: è chiaro che uno vorrebbe tutti i propri giocatori sempre a disposizione. Perdiamo di fisicità, niente, non gliela faccio a parlare, ma guadagniamo con il rientro di Oristani e Shomurodov in velocità. E io qui dico, ok, rientro di Oristanio, ci guadagni in velocità, ma precisamente che cazzo ci guadagni con il rientro di Shomurodov? Cosa ci guadagni? Che poi tra l'altro molto probabilmente mo Shomurodov lo vediamo titolare domenica. Perché chi gli affianchi alla Padula? Io sinceramente per questa partita Luumbo me la giocherei a partita in corsa. Più che altro per il dinamismo con cui entra in partita, che può sbarigliare le carte della difesa dell'Empoli. Quindi non me lo rischierei dal primo minuto. Dal primo minuto mi rischierei magari Oristagno, che comunque sia a velocità ma anche molto tecnico, e quindi magari ti può fare un tiro a giro, ti può fare un cross fatto bene, se la può giocare su più fronti. L'Umbo è un treno e quindi tu il treno lo metti quando la difesa avversaria è molto più instabile e molto più fragile. Me la giocherei nel secondo tempo. Ristagno dal primo, Mascio Murodov, coppia d'attacco titolare la Padula Oristagno. La vedo difficile. Secondo me Shomurodov domenica giocherà dal primo minuto, purtroppo. Altra domanda che sarà fatta al mister: si dice sempre che le partite sono tutte uguali, ma forse questa con l'Empoli vale doppio, che poi in realtà è una domanda non domanda. Poi ci tengo a specificare che non è che copio pare pare le domande, cerco di sintetizzarle al meglio. E il mister risponde: no, entriamo in un mese importantissimo, determinerà molto probabilmente il nostro futuro e dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione e umiltà, perché dall'altra parte incontriamo una squadra che ha fatto 12 punti in 6 gare. Bisogna fare i complimenti a Nicola, dobbiamo andare lì determinati al massimo per fare una gara positiva. E secondo me qui arriva la prima bugia, perché non si può dire che questa non vale doppio. In primis vale doppio perché tu la stai giocando con l'Empoli, squadra che lotta come te per lo stesso obiettivo, squadra che è in netta ripresa.
e squadra che ti dimostrerà anche se tu sei in grado di poter mantenere la Serie A o meno, per come la vedo io. Secondo motivo per cui la gara vale doppio: il fatto che in questa giornata non conta soltanto il tuo risultato, o meglio, non conta doppio solo il risultato che fai contro l'Empoli, ma conta doppio perché nelle altre partite si affrontano tutte le dirette concorrenti per la salvezza. Là sotto, dalla 13ª posizione alla 20ª, non esiste una squadra che non affronti un'altra squadra per lottare per la salvezza. E in questo caso, a maggior ragione, questa partita non vale doppio, vale quadruplo. Perché sarà vitale. Perché chi sale, chi rimane o chi perde punti lo farà su una diretta concorrente. E questo ha una leggerissima validità, ma leggerissima, perché chi ha già dei punti potrebbe distaccare. Chi ha perso già dei punti e perderà ancora punti sarà già dentro ad un baratro. Chi naviga nel mezzo, tipo noi, tipo il Sassuolo, tipo l'Hellas, e tra l'altro Sassuolo e Hellas giocano insieme, cioè giocano contro, chi vince si ritroverà a distaccare quelli che non hanno vinto. E una delle tre sicuramente non vincerà. Quindi se noi vinciamo e Sassuolo e Hellas pareggiano, noi ci ritroviamo a più 2 su di loro, con un distacco ulteriore dalla Salernitana e lasciando loro queste due squadre in lotta per la retrocessione. Rientreremo comunque nella lotta salvezza perché saremo soltanto a 2 punti sopra, ma intanto il 19esimo e il 18esimo posto sarebbero soltanto loro. E direi che fa un po' morale questa cosa, quindi dire che questa gara non vale doppio secondo me è una grande cazzata, concedetemelo. Domanda: Empoli ancora imbattuto con Nicola in panchina e sembra essere pericolosa in varie fasi. E Ranieri a questa domanda aggiunge micidiali. E in fasi d'attacco con le palle inattive, però in difesa sembrano concedere qualcosina. Lei è d'accordo? Ranieri dice: non mi sembra, perché chiudono bene tutti gli spazi, si aiutano l'uno con l'altro, sono molto compatti ed è per questo che dovremmo fare una grossissima partita. Risposta di circostanza: per carità, sì, chiuderanno bene tutti gli spazi e quant'altro, ma secondo me qualche occasione comunque ogni tanto l'Empoli la concede. Non mi pare di aver visto una corazzata indefendibile in difesa. Qualcosa la concedono. Quindi tanto vale sfruttarla. Altra domanda: al di là degli infortuni, si può anche dire che la formazione con il Napoli che si può anche dire che nella formazione con il Napoli il Cagliari sta trovando dei punti fermi e si stiano stabilendo delle gerarchie? Ed anche qui Ranieri risponde: no, non si sono stabilite delle gerarchie. Scelgo gli uomini che pensano possano fare bene per quella determinata partita. Credo si sia solo trovata la quadratura della squadra per raggiungere la salvezza, essendo determinati e cercando di non fare errori ed aiutandosi l'uno con l'altro. Ni, e io penso che tralasciando la prestazione che abbiamo fatto contro il Napoli, che può trovare delle spiegazioni nel gettare il cuore oltre l'ostacolo, io penso che delle gerarchie ci sono. Già il fatto che noi sappiamo a prescindere chi sarà il portiere la definisco una gerarchia. Il vedere come un giocatore che fino adesso ha giocato a centrocampo, e poi ci ritorneremo su questo argomento, e da terzino destro ha fatto sfracelli, possa essere una gerarchia. Una coppia di centrali di cui uno tra tutti se la comanda e gestisce tutto il reparto, penso possa essere una gerarchia. Questa è la classica domanda, la classica risposta alla conferenza stampa, un po' mite, in cui non si prende una determinata posizione. Ci posso stare, ma secondo me non rispecchia quella che è la realtà. Poi tra l'altro torna parecchio questa cosa dell'essere determinati, il non cercare di fare errori, l'aiutarsi con tutta la squadra l'uno con l'altro. Sono concetti molto basici, molto banali, dei cliché triti e ritriti che in conferenza stampa vanno tanto, quindi me ne devo fare io una ragione
sarà sempre così. Altra domanda: che cosa ha dato il gol di Lumumba al 96esimo oltre al punto in classifica? E Ranieri risponde: sicuramente ha dato la consapevolezza che lottando riesce a cambiare le sorti di una partita che sembrava segnata. Fino al loro gol avevamo fatto una buona partita di sostanza, di sacrificio, e il gol ci ha portato a scoprirsi un po'. Ed è stato giusto così. È stato giusto così perché tu comunque non dovevi difendere l'1-0 loro, perché avrebbe avuto molto poco senso. È chiaro che tu dopo il gol ti devi scoprire, anche perché sei arrivato in un momento della stagione in cui, scusate, perdere 1-0, perdere 2-0, perdere 5-0 conta tanto quanto. Cioè, tu dal momento in cui subisci l'1-0, io voglio vedere che fai di tutto per andare a riasciuffarti il pareggio. E non è stato propriamente così, però l'atteggiamento del Cagliari, anche nell'arco dei 90 minuti, a me è piaciuto tantissimo. Perché dobbiamo comunque tenere da conto che dopo che il Napoli ha fatto gol, il Cagliari non ha imbastito grandi azioni d'attacco, ma mancava comunque Gaetano, che era l'unico effettivo che faceva da collante da centrocampo attacco e portava palloni là davanti. Quindi posso capire un calo delle prestazioni offensive. Altra domanda, e questa penso sia la più importante, quella più ripresa dai giornali e quant'altro. Andando a sensazione, perché poi dei giornali non li ho letti. C'è un giocatore che molto spesso viene sottovalutato. Potete immaginare a chi io stia facendo riferimento. Vediamo un po' se lo indovinate in 5, 4, 3, 2, 1. Dovete indovinare qua, eh? Ed è De Jong. E qui Ranieri, quando nominano De Jong, fa un sorriso che per molti potrebbe rasentare il ridicolo, nel senso che dicono: ah, con sto sorriso capisco che De Jong è titolare. No, ha fatto un sorriso, io lo chiamo sorriso da nonno, per l'età che ha Ranieri, per l'età che ha De Jong, però mi è sembrato veramente un sorriso che farebbe un nonno nei confronti di un nipote. Mi ha dato sta sensazione. E alla domanda viene aggiunto un equilibratore. Non è solo una questione di cuore. Fa parte della domanda, in qualche modo. Ranieri risponde: voi sapete che io non ho i social, però me lo dicono che De Jong viene crocifisso da tutti quanti e io non capisco perché. Mister, prova a spiegartelo io. Perché De Jong a più riprese, secondo me è sbagliato che venga crocifisso, però bisogna capire che a più riprese ha dimostrato di non essere in grado di giocare da titolare in un centrocampo di Serie A. Nulla contro il ragazzo, nulla contro Alessandro, sicuramente è la persona più brava del mondo, è la persona più buona del mondo, sicuramente ha la causa Cagliari nel cuore, perché chi più di lui in questa rosa ce la può avere, però bisogna capire che ha dei limiti tecnici che vanno ben oltre la semplice questione di metterci il cuore. Purtroppo, e definisco, cioè dico purtroppo perché io sono affezionatissima ad Alessandro e io ritengo che, con tutto che amo Nandez, se c'è una persona che in questa squadra si merita la fascia di capitano è solo e soltanto De Jong, perché De Jong ha, paradossalmente, alcuni rideranno ma è così, ma ha rinunciato alla sua carriera per poter giocare nel Cagliari, perché lui più volte è andato in altre parti d'Italia a giocare d'estate, partiva ad agosto e lui si faceva 6 mesi in un'altra squadra. Poi puntualmente il Cagliari si trovava in difficoltà e lui fotte sega, lui tornava nonostante stesse rendendo bene per aiutare la squadra. Io mi ricordo quando stava nel Lecce, in cui era riuscito a trovare anche il primo gol in Serie A e se non mi sbaglio non l'ha manco fatto brutto. Ma lui fotte sega, dopo 6 mesi il Cagliari l'ha richiamato perché aveva bisogno anche di lui e lui, zitto, è tornato. E quindi io chapeau a persone simili. Chapeau. Però bisogna anche capire che a livello tecnico è quello che è, un giocatore che principalmente potrebbe fare panchina. Quello bisogna capire. A questo Ranieri aggiunge: è un ragazzo che ha delle sue qualità ma anche dei difetti, però in una squadra ci vuole tutto e quando sta in forma mi sembra doveroso pensare anche a lui. E questo è legittimo, ma bisogna anche vedere poi come rende in campo.
Per cui se lo faccio giocare è perché penso che può dare il suo equilibrio, la sua forza e la sua determinazione. Poi che mi sbaglia la palla non me ne frega nulla. Io voglio gente con lo spirito, con il cuore, con l'abnegazione. Poi se qualcuno vuole Messi o Dybala sbaglia. Ogni squadra deve avere un suo equilibrio ed Alessandro mi dà equilibrio. Su questa ultima parte non mi sento di dissentire, però non posso sentire personalmente che se mi sbaglia la palla non me ne frega nulla, perché adesso dobbiamo fossilizzarci anche sul cercare di non sbagliare palloni, perché siamo arrivati a un punto della stagione in cui tutto può essere letale. Il gol del Napoli è arrivato da un pallone sbagliato, da un pallone gestito male. Quindi non posso sentire frasi come se mi sbaglia la palla non me ne frega nulla, perché non può esistere. Perché se Luvumbo non si inventava quello stop e quel gol, tu quella partita l'avevi persa. E l'avevi persa contro una squadra che non stava rendendo, che aveva enormi difficoltà, e questo ti impicciava ancora di più nella lotta salvezza. Quindi abnegazione e spirito combattivo sì, ma fino a una certa. Perché dopo subentra anche le qualità. Per forza di cose. Per come la vedo io, eh. Poi sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Altra domanda. Qualche settimana fa ci ha detto che la Padula più gioca più ritrova il ritmo e la condizione. A che punto è e a quanto è importante negli equilibri là davanti? Ranieri risponde: è importantissimo perché è un giocatore che non si dà mai per vinto, deve ritrovare il gol per sentirsi forte e lui ce la mette sempre tutta. Scusate. In allenamento sono 2 settimane che lo vedo bello determinato, lo vedo vicino al gol. Sono convinto che farà un grande finale di stagione e io questo me lo auguro perché io in realtà quello che ho visto dalla Padula è il completo opposto. Vedo sempre grande grinta, grande determinazione, però mi sembra che è uno che se il pallone non glielo dai difficilmente te lo va a prendere. Per carità ti fa molti dei compiti sporchi là davanti, ti va a pressare il portatore, va a dare fastidio, gioca in mezzo alle linee, tutto quello che vi pare. Però non è quell'uomo d'attacco che se il pallone non gli arriva lui se lo va a prendere. E sotto questo punto di vista secondo me deve migliorare tantissimo. Con tutto che rimane un giocatore che adora la follia. Perché è pur sempre l'ultimo capocannoniere del Cagliari. Poi è vero, l'anno scorso giocavamo in Serie B, però è pur sempre che è l'ultimo capocannoniere del Cagliari. E anche l'anno scorso ci ha messo un po' a ritrovare il ritmo, eh. Poi, altra domanda. Prima parlava del fatto che non ci sono gerarchie, però mi sembra di capire che almeno dalle formazioni utilizzate nelle ultime 2 gare questo assetto con il centrocampo a 4 e i 2 esterni che scendono a difendere. Qui ho scritto male, ma devo dire che quello che ha fatto la domanda l'ha fatta in maniera un po' contorta. Vabbè. Soldoni, lei crede che si possa continuare su questa linea? Domanda secondo me un po' del cazzo perché Ranieri ha dimostrato palesemente che a buon bisogno cambia tranquillamente modulo senza problemi, quindi non capisco il senso di questa domanda, però gliel'ha fatta. E Ranieri ha risposto: lo sapete che non ho una cosa fissa, i ragazzi sanno interpretare più sistemi di gioco, ma tutte le squadre sanno fare questo. Guardate l'Empoli, ha fatto 4 partite con la difesa a 3, un 3-4-2-1 che poi in fase difensiva diventava un 5-4-1. E poi per esempio nel secondo tempo con la Fiorentina ha fatto un 4-3-3 che ha riproposto anche contro il Sassuolo. Ormai tutti quanti cambiamo sistema di gioco e non dobbiamo soffermarci o rimanere statici con determinati concetti. Beh, sul fatto che tutti cambiano sistemi di gioco non sarei completamente d'accordo, perché guarda chi comanda il campionato italiano, sono 3 anni praticamente che non cambia sistema di gioco. E con quel sistema di gioco, che può rivelarsi vincente o non vincente, e può piacere o non piacere, però hanno vinto un campionato, no, il campionato l'hanno vinto con Conte, però hanno guadagnato una semifinale d'Europa League, hanno guadagnato una finale d'Europa League, una finale di Champions League e stanno dominando questo campionato. Quindi io capisco quello che voleva dire Ranieri, perché ormai tutti ci fossilizziamo sui moduli, ma in realtà i moduli sono principalmente dei numeri, contano tanto quanto. Quindi questo discorso lo capisco, ma rimanere statici con determinati concetti dipende quali concetti hai, perché alcuni possono essere
più arretrati, più, come posso dire, più poco funzionali, altri molto più funzionali. E secondo me l'Inter è la rappresentazione perfetta per smentire quello che ha detto Ranieri. Ultime due domande della conferenza stampa. La prima è: ha parlato di equilibrio e di certezze. Una delle certezze delle scorse giornate è giocare con Nandez terzino. Siccome le caratteristiche di Cambiaghi possono essere simili a quelle di Vara, e il giornalista ovviamente aggiunge con le dovute proporzioni, può essere una conferma quella di Nandez come terzino piuttosto che come centrocampista? Questa era una domanda che mi interessava, una delle poche in realtà, e Ranieri ha risposto: è una delle due opzioni, o avanti o dietro. Adesso ha recuperato il suo standard abituale per cui posso giocarmelo in due posizioni. È un giocatore che a me piace, è un giocatore che mette tutto quello che ha in campo ed è un giocatore che a me piace perché questo significa trascinare, significa anche trascinare i compagni. E su questo mi sento di essere totalmente d'accordo. Però, visto quello che abbiamo fatto in difesa, visto chi abbiamo in difesa, io sinceramente Nandez me lo giocherei solo e soltanto come terzino. Non me la sentirei di giocarmelo in altre posizioni perché comunque là a centrocampo abbiamo parecchi giocatori molto buoni e potrebbe rendere molto di più come terzino destro. Decisamente sì. E poi l'ultima domanda. Abbiamo evidenziato nelle settimane scorse le delusioni nei confronti di Yankto. È successo qualcosa? Ranieri: si sta riportando sui livelli che conoscevo io. Mi auguro che anche lui in questo finale di campionato sia un giocatore che ci possa dare qualcosa in più, perché anche lui è uno di quelli su cui conto molto. Questa domanda l'ho riportata giusto però era evidente che anche Ranieri sapesse che Yankto non stesse rendendo e non stesse facendo bene quanto avrebbe dovuto. Mi auguro anch'io che si riprenda perché, ripeto, se in forma Yankto è uno di quei giocatori che volendo veramente te la può risolvere la partita. Però al momento attuale non sta decisamente rendendo. Niente ragazzi, il video finisce qui. Sono curioso di sapere voi cosa ne pensate di questa conferenza stampa. Qual è il concetto che vi è piaciuto di più e qual è il concetto che vi è piaciuto di meno. Se ci sono state delle cose che secondo voi sono delle cazzate allucinanti o che vi hanno convinto magari che il Cagliari si possa salvare dopo quello che ha detto Ranieri. Qualsiasi cosa scrivetemela qua sotto. Purtroppo ultimamente sto facendo veramente molta fatica a leggere i commenti e di questo me ne dispiace. Cercherò di rimediare, perdonatemi. E niente ragazzi, vi mando un bacione, sempre forza Cagliari, speriamo che domani si possa vincere e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.